Si è tenuta sabato 16 dicembre l'Assemblea dei Soci ANAP Vicenza. L'appuntamento è stato diviso in due parti. La prima riservata ai soci con l'elezione dei componenti di alcuni organi associativi e la presentazione del programma dell'associazione per il 2024. La seconda ha visto invece la cerimonia di premiazione dei maestri d'opera ed esperienza, un pubblico riconoscimento per chi ha svolto per almeno 30 anni la propria attività nel settore dell'artigianato, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale. Sentiamo il commento alla giornata del presidente ANAP Vicenza e Veneto, Severino Pellizzari. Abbiamo trattato alcuni argomenti che il gruppo pensionati interessa, in particolar modo quello dell'adeguamento delle pensioni che è insufficiente e quello della sicurezza e la non autosufficienza. Questi sono poi i cardini di quest'oggi. L'Assemblea oggi aveva anche il compito dello statuto di rinnovare il collegio dei probiviri e del revisore dei conti. Ecco, questa era una fase tecnica. La premiazione, ecco, un'altra cosa importante che abbiamo quest'anno deciso è la premiazione che l'abbiamo divisa in due fasi. La fase della festa che abbiamo fatto a dicembre e oggi andremo a premiare i nostri maestri d'opera ed esperienza. Sono quelle persone che sono state nella vita persone di grande qualifica, ecco. E poi c'è anche un cavaliere e gennaio dovrà essere chiamato in prefettura per ricevere appunto questa nomina di cavalierato, ecco.